ora confermato al Napoli. Stasera è esploso. I fan stanno impazzendo. Ciao fan italiani. Siamo tornati con altre notizie entusiasmanti sul nostro club preferito perché stasera abbiamo due notizie entusiasmanti che stanno scuotendo il web, quindi restate qui fino alla fine. Ma prima di approfondire questa storia vi chiedo di lasciare un like al video e di iscrivervi al nostro canale per non perdere nessuna novità del nostro amato club. In una dichiarazione rivelatrice, il rispettato esperto di mercato Schira rivela che il presidente Aurelio De Laurentiis sta intensificando gli sforzi per convincere Antonio Conte ad accettare il ruolo di prossimo allenatore del Napoli. Questa notizia arriva in un contesto di crescente attesa per il potenziale acquisto di Conte, con conferme dirette dal Milan che aggiungono peso alla speculazione. De Laurentiis è determinato a ottenere la firma di Conte, sottolineando l'importanza del contratto in questione. Schira accenna però anche all'esistenza di un piano B pronto da attivare nel caso in cui la trattativa con Conte non dovesse raggiungere l'accordo auspicato. In una dichiarazione rivelatrice, il rispettato esperto di mercato Schira rivela che il presidente Aurelio De Laurentiis sta intensificando gli sforzi per convincere Antonio Conte ad accettare il ruolo di prossimo allenatore del Napoli. Questa notizia arriva in un contesto di crescente attesa per il potenziale acquisto di Conte, con conferme dirette dal Milan che aggiungono peso alla speculazione. De Laurentiis è determinato a ottenere la firma di Conte, sottolineando l'importanza del contratto in questione. Schira accenna però anche all'esistenza di un piano B pronto da attivare nel caso in cui la trattativa con Conte non dovesse raggiungere l'accordo auspicato. Il possibile acquisto di Antonio Conte rappresenta un cambiamento significativo per il Napoli, portando con sé un bagaglio di successi ed esperienza nel calcio italiano. Se confermato, l'arrivo di Conte potrebbe ravvivare le speranze dei tifosi e aumentare le aspettative per la prossima stagione. Tuttavia, l'esistenza di un piano B indica un approccio cauto da parte del club, assicurandosi che sia preparato a diversi scenari e mantenendo flessibilità di fronte alla complessità delle trattative. Commenta adesso, fan. Pensa a questo argomento e condividi la tua opinione con me nei miei commenti e resta sintonizzato sul nostro canale per le ultime notizie dal Napoli. Alla prossima, forza Napoli sempre!